Oggi la premiazione del concorso disegna la legalità. Ne parliamo con il neocommissario della Camera di Commercio. Quanto è importante iniziative di queste, dottore? L'ho detto poco fa durante la presentazione. La legalità e la cultura della legalità è importante che sia inculcata fin dalla giovane età. Cosa significa? Che si inizia alla scuola media, poi dalla scuola elementare, poi alla scuola media e poi anche alle scuole superiori, per fare capire alla gente che la legalità porta in ogni caso sempre bene per la collettività. La Camera di Commercio in queste iniziative dal 2012, mi raccontano, è stata promotrice di questa premiazione, che si conclude con una premiazione previo delle proposte, dei disegni fatti da una serie di alunni. Oggi ci sono dei ragazzi di Brindisi, provenienti da Brindisi, da Cuneo, eccetera. Questo per evidenziare il carattere a livello nazionale di questo premio. Ho proposto ora qua con gli uffici di rendere permanente l'esposizione di questi disegni che saranno premiati in una zona che stiamo allestendo, stiamo preparando al civico, non ricordo il numero, però in via Atenea, accanto all'esposizione delle bilance e dei pesi, che devo dire che è una mostra che non conoscevo, ma è altamente e va rivitalizzata e fatta visitare ai turisti. Stiamo portando lo Stoai, che si trovava nel parco archeologico, accanto a questo servizio in un locale di proprietà, in maniera tale da ampliare la mostra permanente. Quindi le ceramiche che erano esposte giù allo Stoai saranno portate qui in via Atenea al fine di creare un'area di sosta per i turisti che consentano altre attività. Certo, con pochi soldi, ma con molta energia, perché devo dire che gli impiegati, a partire dal direttore, se non l'ultimo impiegato della Camera di Commercio, ho potuto notare una cosa importante, che lavorano con energia, con passione e vediamo se possiamo portare qualcosa avanti. Il mio compito è un compito a termine, sono un tecnico nominato dalla Regione, per cui non è un incarico politico, per 6 mesi. Probabilmente prorogabili in attesa di eventi di unificazione con Alcenti, ma a me interessa poco, a me interessa lavorare e vedere di togliere quei lacci e lacciuoli che vengono fuori da una cultura vecchia, da una cultura e da una politica vecchia. Oggi dobbiamo fare il confronto con le difficoltà economiche, con dei bilanci striminziti, con delle difficoltà di reperire le somme del diritto annuale, perché la Camera di Commercio, che può fare tante iniziative, oggi si ritrova a volte con dei morosi per i quali stiamo vedendo, e questo è giusto che lo dica anche oggi, stiamo vedendo di risanare un po' questo bilancio che è legato da un'unica entrata, che è il diritto annuale. Dopodiché l'unificazione a seguire con Trapani, dove dispiace che poi l'eventuale unificazione porterà il capofila a Trapani, per cui Agrigento, che penso che rispetto a Trapani potrebbe avere qualche peculiarità in più, non è più capofila di un'aggregazione di Camere di Commercio, ma questo ancora ci sono delle vicende di ricorsi che vanno sensibilizzate e terminate.